Ogni giorno che passa, Venezia perde 3 abitanti. Ogni giorno che passa, a Venezia ci sono quasi 25 posti letto turistici in più, perlomeno considerando la media del 2016-2018. Quelli resi noti nella sede del gruppo 25 aprile dall'Osservatorio Civico Indipendente per la Casa e la Residenzialità a Venezia sono i numeri della scomparsa dopo 1000 anni di storia del tessuto sociale di una città. Abbiamo utilizzato 3 tipi di fonti dati diverse. Il primo sono le fonti dati del comune, sul portale GeoIDS ci sono i dati sulle locazioni turistiche e le strutture alberghiere nel territorio. La seconda fonte invece è l'ufficio statistica della regione, che fornisce la serie storica sulle strutture ricettive sia alberghiere che non dal 97 al 2018, e la terza fonte dati sono i dati scaricabili liberamente da chiunque dal portale Inside Airbnb. A Cannareggio e Castello, tradizionalmente i sestieri in cui resiste ancora un barlume di città, il rapporto è ormai di un turista per ogni abitante e mezzo. A San Polo, Santa Croce e Dorsoduro il rapporto è di 1 a 1, un residente, un turista. Nel sestiere di San Marco per ogni residente ci sono 2 turisti e mezzo. In un isolato su 4 ci sono più posti letto per turisti in locazioni turistiche che veneziani residenti. I posti letto hanno conosciuto un boom guardando i dati soprattutto dal 2016, il 2017 e il 2017 e 2018. In questi ultimi 2 anni sono aumentati di quasi 18.000 posti letto totali, che è quanto ci avevano messo a aumentare nei 15 anni precedenti come termine di paragone. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi se tra poco Venezia potrà ancora definirsi una città, visto che l'esodo dei residenti e le aperture turistiche non solo continuano, ma oramai coinvolgono massicciamente anche Mestre. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi che piano, che idea, che progetto, che visione di città abbiano o abbiano avuto le giunte che si succedono da decenni a Caffarsetti. Il turismo del B&B, oltretutto, è a beneficio di pochi. E se guardiamo gli annunci presenti per appartamenti interi sulla piattaforma di Airbnb, vediamo che circa 2 su 3 appartengono a un gestore che ne gestisce più di uno, e quindi c'è una minoranza di host che gestisce la maggior parte degli appartamenti, quindi non è vero che sono soprattutto appartamenti di singoli che fanno attività occasionali, che affittano una stanza in più. Nello specifico, per esempio, c'è il 5% che accentra la maggior parte degli annunci, che ne gestisce 1/3 degli annunci totali sulla piattaforma.